Allora, eccoci qua rientrati per l'ultima parte della nostra trasmissione. Questa sera dedichiamo anche in parte alla questione delle trivellazioni, visto che siamo a pochi giorni dal referendum che appunto ci porrà questo quesito, se siamo d'accordo o meno nel prolungare, rinnovare le concessioni alle piattaforme petrolifere che stanno operando all'interno delle acque territoriali entro le famose 12 miglia. Ma siamo anche a ridosso di un'inchiesta, l'inchiesta della Procura di Potenza che sta indagando appunto su presunti illeciti anche qua riguardo la gestione dei rifiuti. Tanto per il governo. Jacopo Berti. Allora, come... il problema non è una telefonata, o meglio, è anche una telefonata del ministro Guidi con il proprio compagno, ma è tutto quello che ne sta emergendo attorno. Questa è la punta dell'iceberg. È la punta dell'iceberg perché pare che ci sia stato un emendamento dettato a tavolino dalle lobby del petrolio. La politica, come al solito, ha fatto gli interessi delle lobby e non dei cittadini, perché vorrei ricordare che siamo di fronte a un governo e a una maggioranza che ha approvato tutti i decreti per salvare le banche, ha approvato questi emendamenti per le lobby del petrolio, continua a fare gli interessi, vediamo, di chi tira la giacchetta al governo, ma dobbiamo ancora vedere un provvedimento in favore dei cittadini, perché purtroppo questa è una situazione che si va a protrarre e adesso si parla addirittura dei furbetti del quartierino, di un gruppo di persone all'interno del ministero che facevano i propri interessi e muovevano l'esercito, quindi muovevano la difesa, muovevano il Ministero dello Sviluppo Economico, muovevano interessi in Basilicata, la chiamano il Texas dell'Italia. Ma di cosa stiamo parlando? I soliti interessi privati a discapito di tutti noi e, come al solito, una volta in più veniamo ancora noi tacciati come Movimento 5 Stelle ci vogliono querelare dicendo che esageriamo. Noi esageriamo quando voi fate gli emendamenti e regalate milioni di euro delle nostre tasse col nostro ambiente, sulla nostra pelle, per regalarlo alle lobby del petrolio. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, veramente, è un dovere civico andare contro queste cose. Professor Casen, allora, ancora le lobby che governano? Ma, allora, le lobby non sono una cosa negativa, dipende da come si usano, come i coltelli, no? Possono tagliare il formaggio o tagliare la carne oppure usarlo per ammazzare la moglie, no? Allora non possiamo dare colpa al coltello. Chi usa e come usano le lobby. Se le lobby usano denaro per corrompere oppure usano delle pressioni di un certo tipo nei confronti dei politici, quel tipo di lobby va eliminata, ma va in tempi rapidi. Non ci penseremo e poi finire in niente, troviamo sempre il cavillo e poi questa giustizia che non finisce mai, che stiamo ancora a capire se le fanciulle di Berlusconi erano o non erano, chissà, forse perché, eccetera. Abbiamo una giustizia che non riesce a capire, a identificare il significato delle parole e soprattutto un certo tipo di etica e di morale che va affrontata rapidamente. Poi le pandette, gli articoli di legge lasciamoli ad altri tempi e altre cose. Io vedo che, come è successo nel film che abbiamo visto, il diritto anglosassone va direttamente al punto. Dopodiché, se tu sei colpevole, l'abbiamo visto prima, non me ne frega niente che se quello era, sei stato, eccetera. Tu vai in giudizio e te la becchi tutta, tu sei responsabile e anche se non c'è una legge specifica su quella cosa là, tu hai commesso un crimine e lo paghi perché hai ucciso uno. Non puoi dire ma non lo sapevo, quindi sono assolto. Dipende dalla tua responsabilità. E direi che a questo punto, diciamo, una riforma del diritto in Italia sarebbe abbastanza necessaria, ma io non sono esperto di queste cose, so soltanto che i tempi sono decennali per arrivare a una conclusione. Quindi direi che quello che è importante è che ci sia informazione.
Io posso dirvi per memoria storica che il giornalismo italiano, dopo la cosiddetta prima Repubblica, che poi non ho capito mai la differenza tra la prima e la seconda, ha avuto un salto di qualità, cioè le cose hanno cominciato a finire sui giornali. Prima gli stessi giornali non avevano la capacità, la forza di poter portare e pubblicare determinate notizie, ma non è che oggi va meglio di prima, ma non è che oggi siamo arrivati al punto, perché di tutte queste cose qui, compreso l'argomento di oggi, ma poi parliamo dei pozzi e perché, mi domando, il petrolio che estraggono dai pozzi dell'Adriatico dentro le acque territoriali viene scaricato in Turchia? Mi dite perché non viene scaricato su un porto italiano e non in Turchia o in qualche altro centro di ricezione del petrolio? Perché non si vuole stabilire quanto se ne estrae. Vorrei sapere, quei contratti che lo Stato italiano ha fatto con queste compagnie, perché non sono pubblici? Perché se io so quanto petrolio viene fuori e quanto lo paghi e qual è, ti faccio i conti in tasca, perché quel petrolio è nostro, non è dello Stato, ovvero è dello Stato nella misura in cui noi facciamo parte dello Stato siamo noi, quindi mi dici cosa succede. Allora, perché questi giacimenti costano meno dei giacimenti che noi andiamo a perforare, a cercare nei paesi arabi? Se è vero che i paesi arabi sono paesi depressi, che sicuramente non hanno tutte le esigenze economiche che abbiamo noi, che siamo super civilizzati, perché devono costare di più e noi le facciamo pagare di meno? L'altro aspetto è, sono veramente sicuri? Ma non perché non è successo niente. Abbiamo previsto tutte le ipotesi. Mi pare che un mese fa qualcuno ha detto ma forse gli attentati erano rivolti verso una centrale nucleare. Allora arrivare lì e mettere un battello pieno di dinamite che viene dalla Siria, non è che ci mettono tanto e fanno saltare una di queste cose. Noi col turismo del Mediterraneo abbiamo chiuso, perché io ricordo quello che è successo in America, no? La piattaforma della British Petroleum, del Golfo del Messico, che ha fatto danni per miliardi di dollari e tuttora c'è un livello di inquinamento che è mostruoso. Certo. Allora, riusciamo per veramente... un incendio che è scoppiato sopra. L'ultima cosa, questo 2% di fabbisogno che assolvono questi centri di perforazione sono vantaggiosi per l'Italia? Risolvono qualche cosa? Servono. Allora, gli Stati Uniti, invece di vendere il petrolio, hanno accumulato fino adesso, dalla guerra del Golfo in poi, sono andati in Iraq, hanno caricato le petroliere in barba a tutti i governi. Non credo che abbiano pagato più di tanto, comunque hanno pagato quello che hanno voluto, perché sfido chiunque ad andare a dire mi state fregando il petrolio, il giorno dopo, se lui era un sciita, un sunnita l'avrebbe ammazzato e viceversa. Hanno portato il petrolio in America e l'hanno messo nei vecchi pozzi petroliferi esausti, perché vince chi ha l'ultima goccia di petrolio. Allora cosa se ne fregano di andare a fare tutto questo disastro con rischi ecologici? Questo che mi domando. E c'è qualcuno che ci tutela o tutela l'ambiente, ma soprattutto tutela il turismo, che da noi è importantissimo, perché abbiamo un turismo estivo che è mostruoso. Certo, abbiamo la signora Michela che è in attesa. Buonasera signora Michela. Pronto? Ci sente signora Michela? Buonasera. Pronto? Sì, buonasera signora Michela, prego. Pronto? Pronto? Buonasera, Mi sente? Buonasera a tutti. Buonasera a lei. Non mi trova d'accordo con l'editore Casa in questa sera quando dice che le lobby non hanno colpa, perché, caro editore, le lobby non avranno colpa, ma le lobby sono formate da gente, da umani, e per questo le lobby hanno e come colpa. Mi chiedo e mi domando, ad esempio, se Jacopo Berti ha mai visitato il petrolchimico, se avrà qualcosa da dirci sul petrolchimico.
si è mai visitato quella fabbrica, il cromo esavalente, che ha lasciato in Veneto una scia di porcherie? Si è mai visitato tutte le discariche industriali che ci sono in Veneto? Perché sentivo l'assessore Ciambetti preoccupato l'altra sera anche delle cavità lasciate dal metano che hanno tirato fuori dal Polesine e non solo. Tutte queste cose non vengono dette a noi cittadini perché ci dicono che non abbiamo il diritto di saperle, che sono cose segrete. Ad esempio questa sera è vergognoso non avere un interprete industriale, uno di Confindustria che ribatta almeno in parte quanto state dicendo. È vergognoso tutto questo. A che punto di schiavitù ci hanno ridotto per portare a casa un tosto di pane? Mi chiedo e mi domando, appunto anche alla luce del turismo che abbiamo in Veneto, se possiamo permetterci tutta quest'acqua che sprechiamo anche per il turismo, e non è da prendere sotto gamba il turismo che porta anche tanti rifiuti. Se qualcuno mi vuole rispondere, grazie. Grazie alla signora Michela. Abbiamo anche il signor Luigi, lo facciamo parlare subito, dopo rispondiamo. Dopo rispondiamo. Signor Luigi, buonasera, lei chiama da dove? Buonasera, chiamo da Padova. Buonasera. Prego. Anche ai presenti in studio. Grazie, prego. Io mi ricordo, ero un uomo già fatto, ma molti anni fa, negli anni '80, c'era Donat Cattin che era ministro, e il valore della trazzina nell'acqua doveva essere X, se non che hanno rilevato che il valore della trazzina nell'acqua era il doppio, e non era una cosa concepibile perché provocava disastri alle persone incalcolabili. Che cosa hanno fatto? Hanno fatto un decreto legge che ha portato la soglia della trazzina superiore alla soglia che era presente nell'acqua. Ecco, io vorrei dire una cosa, non è cambiato assolutamente niente. Il problema si verifica costantemente. Noi abbiamo veramente dei malviventi in alto, abbiamo avuto presidenti della Repubblica, mi assumo tutte le responsabilità, malviventi, che hanno, perché non dovrebbero nemmeno firmare certi decreti, perché sono loro che firmano, no? Ecco, il Presidente della Repubblica dell'epoca è stato un criminale, perché ha firmato e ha avallato una cosa che era criminale. Ecco, tutto lì. Cioè, noi ci meravigliamo oggi, noi abbiamo delle aziende che provocano danni e i titolari delle aziende non pagano. Le pene non ci sono. Per l'amianto è stato fatto il capo di imputazione per disastro ambientale, quando doveva essere il capo di imputazione, non lo dico io, l'ha detto un giudice della Corte di Cassazione, ha detto non si può fare un capo di imputazione per disastro ambientale quando ci sono decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone che sono morte. Il capo di imputazione deve essere omicidio plurimo, non una fesseria come il disastro ambientale, e lo svizzero è stato assolto. Ecco, questo è che noi abbiamo poi magistratura dilettante. Io voglio usare questo titolo dilettante per non usare una cosa che poi mi si ritorcerebbe contro magari, ecco. Però uso il titolo dilettante, e non si possono fare determinate cose. Bene, signor Luigi, grazie, adesso vediamo di risponderle. Allora, inizia Jacopo Berti. Telegrafico per la signora Michela. Se stasera siamo qui a parlarne, in piccola parte, però voglio poter dire che è anche merito del Movimento 5 Stelle, oltre che di tutte le persone in questo studio, perché ognuno ha fatto la propria parte, diciamo un 1% noi, ma c'è un altro 99% che sono i sindaci del territorio, che sono le associazioni, che sono i tecnici, che sono le varie associazioni che hanno portato alla luce questo, quindi finalmente se ne parla. E vorrei dire che la questione di Marghera, sì, l'ho vista con i miei occhi, ci sono andato, ci siamo andati con altre associazioni e con i cittadini. Stiamo parlando di 9 discariche abusive in Veneto, 9 discariche per cui noi paghiamo una multa alla Comunità Europea, di cui 7 sono nel comune di Venezia e sono precisamente nell'area di Marghera. Queste portano all'Italia, per un totale di 16 in tutta Italia, di cui 9 ce l'abbiamo noi in Veneto, una multa di 42 milioni di euro ogni 6 mesi
per mancato per mancati esatto rispetto di questi oneri. Quindi noi come Movimento 5 Stelle siamo sempre in prima linea su questo, ringrazio i nostri eurodeputati che lo fanno costantemente e non molleremo un centimetro per informare i cittadini, ma soprattutto per risolvere questo problema. Certo, avvocato Tirapelle, magistratura dilettante. Di questo intervento di Luigi cosa dice, signor Luigi? Dissocio assolutamente, è incondivisibile quello che ha detto questo signore, per carità, ognuno dice quello che vuole, non condivido assolutamente quello che stiamo dicendo. Noi ci rapportiamo sotto i profili ambientali con la magistratura veneziana piuttosto che con altre magistrature, altre procure della Repubblica, piuttosto che tribunali del Veneto, e devo dire che il livello di preparazione su questi temi è estremamente elevato. È chiaro che nel momento in cui interviene la magistratura, se vi è una produzione normativa d'urgenza che sta diventando la regola e che cambia le regole in corsa, capite bene che applicare le leggi da parte della magistratura diventa sempre più difficile. La questione, l'incipit di questa seconda parte di trasmissione, nella quale si parlava della vicenda della Basilicata, è proprio lo specchio, la cartina di tornasole di questo tipo di situazione, cioè legislazione in tema di corretto smaltimento dei rifiuti bypassata con decretazione d'urgenza, con lo sblocca Italia piuttosto che il mille proroghe, e quindi di fatto viene bypassata completamente la produzione legislativa del Parlamento, che è l'organo che dovrebbe farle le leggi. Quindi nel momento in cui si bypassa la volontà del Parlamento, si bypassa la volontà popolare, perché i parlamentari li eleggiamo tutti noi. Certo. Conte, il signor Luigi faceva riferimento all'atrazina, diceva alla fine la storia si ripete? Sì, era successo così, poi con l'atrazina sono stati installati i primi impianti con i filtri a carbone, il problema è stato risolto, in qualche acquedotto è successo che dopo qualche anno è arrivata perché era stata utilizzata a monte e poi è arrivata a valle con un po' in ritardo, ma adesso il problema atrazina è un problema che è superato, insomma, direi proprio che non... Sì, certo. Lei invece per quanto riguarda le trivelle, il professor Casen ha avanzato anche una questione legata alla sicurezza, perché si fanno tutti gli studi ma poi c'è sempre l'imprevedibile che... L'imprevedibile purtroppo succede, abbiamo avuto anche l'esempio della piattaforma di fronte negli Stati Uniti nel Golfo del Messico, sì, quello a cui facciamo riferimento prima. È stato un disastro ambientale enorme a livello mondiale. Scusate se ricavo una parentesi, se no poi mi dimentico, non voglio dimenticarmi, sono un po' stanchina perché reduce anche da lavoro del deposito degli esposti e tutto, e sono qui a nome di ISDE e ISDE certo. Naturalmente il 17 voterà no per dire sì, ecco, ci tengo a dirlo perché la sezione di Padova mi ha detto se per caso se ne parlava, e forse era sì per dire no. Scusate, ma sono un po' stanca, si vota sì per dire no. Beh, c'è sempre l'inganno, eccolo là, l'inganno preso dalla perché è un referendum, sì per dire no, esatto, per abrogare, e il dottor Vincenzo Pietrantonio, che è medico ISDE del direttivo di Padova, ha fatto tantissime iniziative anche per il centro Italia, Sud Italia, ecco, quindi volevo ricordarlo che forse sarebbe stato opportuno parlasse lui, ma insomma era impegnato. Cioè, beh, insomma è giusto fatto da portavoce, se poi magari me ne dimentico. Assessore Zambon. Sì, volevo spiegare un aspetto economico di questo referendum che non è indifferente. Ecco, noi nel nostro comune non abbiamo il petrolio, abbiamo due miniere comunque, due miniere che estraggono argille per il cemento. E ogni 5 anni circa scade la concessione e noi andiamo a ridiscutere quello che è gli accordi per poter... è l'unica arma che ha il comune per ottenere qualcosina da questa escavazione, ecco. Una sorta di contrattazione. Oppure si chiede, come stiamo facendo adesso, di non proseguire il prelievo di questi minerali, ecco.
Il governo attualmente, quello che si va a votare, ecco, vuole ripristinare questo tipo di attività, cioè quella di contrattazione periodica, cioè la concessione deve essere data periodicamente, non fino alla fine del giacimento, all'esaurimento del giacimento. Ecco, voglio far capire che è un danno economico, anche oltre che ambientale, c'è un danno economico. Perché lo Stato con questo tipo di concessioni può ottenere qualcosa, insomma, dalle aziende che estraggono. Ecco, cosa che invece se noi diciamo estraete fino a quando è esaurito non c'è più la contrattazione. Non ho detto né di votare sì né di votare no. Ma insomma il nostro è un salotto, è un dibattito. Lazzaro. Sì, sulla questione del petrolio, dello scandalo, proprio oggi Legambiente ha pubblicato un dossier, si chiama Sporco Petrolio, e richiama sicuramente a quello che è accaduto in Basilicata e a queste vicende, ma fa emergere con dati e studi trasparenti, insomma si trovano facilmente anche in rete, quanto nel mondo del petrolio, delle grandi aziende e compagnie che si occupano appunto di estrazione di idrocarburi, quindi non solo petrolio ma di idrocarburi, il fenomeno della corruzione tocchi almeno circa il 25% di queste grandi compagnie. E badate bene, se poi andiamo poi a vedere quello che succede in Italia, ma comunque in un'ottica globale, sono le stesse compagnie che a livello mondiale sono entrate in crisi rispetto al tema dell'estrazione delle fonti fossili e estrazione di idrocarburi, perché è un mondo che va con un'altra marcia, anche se qualcuno continua a fare resistenza, cioè oggi, cioè lo scorso anno, l'economia mondiale ha messo più risorse nelle energie rinnovabili che in quelle invece che provengono da fonti non rinnovabili. Questo è un dato significativo a livello globale che, se poi facciamo ricadere sull'Italia e su quello che sta accadendo con questo referendum, dovrebbe farci evidentemente dire che al di là del tema della concessione, come dire, del regalo delle chiavi di casa a qualcuno che possa stabilire come fruire e come usufruire dei nostri giacimenti, perché sono nostri effettivamente, primo. Secondo, oltre che come fruirne, come metterne a disposizione, perché sono nostri, ma noi, le aziende private lo vendono e quindi va in Algeria, piuttosto che, insomma, questo è il mercato e quindi glielo stiamo dando che loro possano metterlo nel mercato, non stiamo certo dando il petrolio o il gas a qualcuno che ce lo tutela, ma che lo mette sul mercato e lo vende. Se gli regaliamo le chiavi di casa, loro possono decidere come, quando estrarre, fino a quando vorranno, eludendo la norma attuale che dice che a scadimento, a fine concessione, bisogna ripristinare lo stato dei luoghi, e quindi potremmo avere molto facilmente, visto qual è purtroppo quello che abbiamo visto l'andazzo in questo paese, scheletri di acciaio e cemento a largo delle nostre coste, chissà per quanto tempo ancora vita natura durante. Ma al di là di questo è fondamentale ricordare due aspetti. Uno, il limite delle 12 miglia è un limite che non è inventato, non è richiesto, e spesso ci si chiede ma cosa succede fuori? Certo, fuori ci sono ancora estrazioni, gli idrocarburi ci servono, lo sappiamo bene, ma dentro le 12 miglia ci fa parlare di un numero di piattaforme che equivale a circa l'1% del fabbisogno di questo paese di petrolio, un po' meno, e circa il 3%, un po' meno, di fabbisogno di gas metano, quello che arriva da queste piattaforme entro le 12 miglia. Significa un contributo irrisorio a quelli che sono i consumi e gli utilizzi, insomma, che ne facciamo, sommato alla grande crisi mondiale di cui parlavo prima, sommato a una contrazione dei consumi, perché stiamo migliorando, abbiamo dei limiti degli obblighi europei e internazionali, quindi stiamo consumando meno, stiamo efficientando qualcosina, ma si può fare di più, e soprattutto stiamo vedendo le rinnovabili che non sono il futuro, come spesso ci sentiamo dire, ma sono il presente, e già oggi, ad esempio, il biometano, parlando di inserimento in rete, che oggi lo Stato vieta, di inserimento nella rete pubblica di biometano da produzione agricola, che potrebbe essere molto molto utile e interessante, cosa che in Germania funziona, benissimo. Questo permetterebbe di coprire già quella quota del 3% di gas con il 7% oggi di produzione di biometano. Sto parlando di biometano, tengo a sottolinearlo, e non di biogas, vedo il sindaco che fa no con la testa. Sto parlando di biometano, che è un upgrading del biogas
biogas, però ci tengo anche a precisare che questo si può fare se ci sono delle norme coerenti in questo paese, cosa che non abbiamo visto né a livello nazionale né purtroppo fino ad oggi a livello regionale, perché è stata liberalizzata la distribuzione di impianti di energie rinnovabili che hanno fatto percepire alla popolazione una bruttezza delle rinnovabili che non esiste. Quella è la strada vera, questo poco petrolio non ci serve e quindi per quanto ci riguarda votare sì è l'unica soluzione, al di là, e chiudo, dell'aspetto democratico che è fondamentale. Professor Casen, per chiudere, allora l'inchiesta di Potenza, c'è stato chi ha detto che è stata un'inchiesta a orologeria, arriva in un momento... È un'inchiesta, chi ha fatto quelle cose prende la responsabilità, se poi è orologeria il seno di poi stabiliremo se è vero o no, questo è una curiosità che mi tocca poco. Quello che io dico, se noi abbiamo fatto l'impianto televisivo della Nigeria, abbiamo un settore che fa produzione software e hardware per la televisione, quindi abbiamo dato questo nostro software a Al Jazeera, a Sky e anche a questa televisione nigeriana che è la più grande dell'Africa, quindi a 110 reti televisive. Quindi hanno il denaro perché hanno petrolio. Siamo andati a visitare la foce del Niger, è invivibile, non esiste più nulla, perché lì naturalmente c'è un certo movimento rivoluzionario contro il governo, hanno fatto saltare delle piattaforme petrolifere ed è una cosa impossibile, né gli umani né gli animali vivono più. Ma siccome è Africa non se ne parla, si parla di quello che è successo in America, perché quello è molto importante, gli americani sanno far pagare i danni, mentre lì Shell e Agip, che sono quelli che stanno sfruttando, stanno facendo dei disastri pazzeschi, non loro direttamente, ma chiaramente non c'è la sicurezza dell'estrazione. Siccome anche adesso sicurezza non ce n'è, io direi piuttosto che agevolarci dell'1% di prodotto nazionale, paghiamo nell'ipotesi di un danno, il danno sarebbe decisamente superiore a quell'1% di vantaggio che noi abbiamo e che peraltro vendiamo all'estero per non far capire quanto ne tiriamo fuori a nessuno. Bene, comunque noi consigliamo ai telespettatori comunque di andare a votare, che votino sì o che votino no, esprimano la loro opinione. Grazie a Marina Lecis dell'Associazione Medici per l'Ambiente, grazie di essere intervenuta, all'avvocato di Lega Ambiente del settore giustizia di Lega Ambiente Luca Tirapelle, al professor Lino Conte del Dipartimento di Ingegneria Industriale all'Università di Padova, all'assessore all'ambiente del comune di Sarego nel Vicentino Flavio Zambon, grazie a Jacopo Berti, Movimento 5 Stelle, grazie a Luigi Lazzaro, presidente di Lega Ambiente Veneto, grazie all'editore che ci permette sempre di andare in onda. Buona serata a tutti e ci vediamo la settimana prossima a TV7 Match.